Parliamo di un evento, parliamo di Orgoglio Siciliano, parliamo di questo evento che ci sarà oggi pomeriggio, 12 febbraio, ore 18:30, a Casa Morello Trabia. Ne parliamo con un gruppo che sarà a questo evento, ovvero gli Armish. Salvo Capizzi, salve, come va? Tutto bene. Siete bene. Pronti? Siamo prontissimi per questa magnifica manifestazione. E allora fai vedere come si faceva una volta il buon manifesto, il nostro manifesto. Gigi. Questa sera alle 18:30 siamo a Casa Morello. C'è Natale Giunta. Natale Giunta, il quale ha dato la sua adesione a partecipare a questo evento. Ci sarà una tavola rotonda con Elisa Martorana, Vincenzo Nicosia, il presidente di Sicilia in Europa, i quali ti salutano. Come no, salutiamoli. Natale giunto ovviamente, e Domenico Pistorio, un poeta nostro locale di Trabia, il quale fra l'altro scrive dei testi poetici per lo spettacolo degli Armish che si intitola Siculiannu, cantanno e contanno la Sicilia. Scusi, lo ripeta? Devo ripetere tutti i nomi. Ripetere quello in siciliano, che è straordinario. Siculiannu, cantannu e contannu la Sicilia. Voi a Troina, Gigi, dite così o dite in un'altra maniera? Così bene o male si capisce. Non solo Trabia, molta Trabia devo dire, a parte la location dell'Orgoglio Siciliano, ma c'è anche altri componenti degli Armish. Grazie regia, vediamo proprio il flyer, come si dice, di Orgoglio Siciliano. Davide Davi, che fa parte degli Armish, salve. Salve. Complimenti per il look. Mi sembra un nordico lei, non di Altofonte, ma mi sembra uno che arriva dal nord Europa. Sì. Storicamente è anche un motivo di orgoglio il fatto che geneticamente noi siciliani siamo molto completi. Bravo. Date le numerose dominazioni subite negli ultimi 10 secoli. Gli Armish, la vostra presenza era fondamentale e musicalmente importante oggi. Allora, noi ci muoviamo ormai da 3 anni, dico, io in particolare faccio parte di questo progetto da circa un anno, però il progetto Armish è nato molto tempo prima. Intanto vorrei spiegare l'origine del nome. Come no? Armish, perché Armish? Armish è il nome arabo del paese di Ali Minusa, che significa terra arida, terra senza acqua. Sì. Perché avete preso questo nome? Avete scelto questo nome? Perché Angelo Chiappone, il nostro sassofonista, insieme a Salvo Capizzi, è il fondatore del gruppo. Diciamo poi, geneticamente e biologicamente, noi come gruppo ricopriamo tutta la provincia di Palermo, in quanto io sono di Altofonte, Salvo è di Trabia, poi Angelo, come ho detto, è di Ali Minusa, la nostra cantante Rossella Di Gregorio è di Bisacquino, il nostro violinista è di Palermo ma originario di Giardinello, Partinico, insomma di quella zona, e poi il nostro batterista è corleonese, Mimmo Cardella. Cioè, da tutte le parti della Sicilia, meraviglioso. Tutta la provincia. Ma sì. dove suonate? A Caltanissetta? No, nel senso cioè, a che punto di incontro avete? Termini Merese. Termini Merese? Sì. La sede ufficiale è quella di Termini Merese. Orgoglio Siciliano, dice una cosa importante, perché Orgoglio Siciliano? Orgoglio Siciliano, intanto noi dobbiamo sapere, dire che tutti i siciliani che sono all'estero sono particolarmente legati sempre alla loro terra d'origine, quindi è un grande orgoglio per i siciliani all'estero parlare della propria terra. Orgoglio Siciliano fra l'altro è diventato un premio internazionale grazie a Vincenzo Nicosia, che lo sta portando in giro per l'Europa. È un premio appunto che dà quella notorietà all'artista siciliano che si va ad esibire all'estero e che si fa conoscere all'estero, grazie ai nostri siciliani all'estero, che ripeto non dimenticano mai le proprie radici. Bravi. Questo gruppo, gli Armish, che secondo me se ne continuerà a parlare, non so, ho questa sensazione. Tanti hanno questa sensazione. Grazie. Gli Armish, sai, anche in chiave nazionale, secondo me diranno molte cose. Voi siete stati anche, abbiamo pochissimi minuti, siete stati anche all'Auditorium intanto. Sì, siamo stati il 18 gennaio all'Auditorium Rai. Guardate le immagini. Bellissimo. Ha capito? Ecco, le sorprese di TVR. Bellissima sorpresa, guarda proprio. Che emozione avete provato a suonare all'Auditorium della Rai?
Per noi è stata una grande emozione, soprattutto una bellissima esperienza. Aver calcato quel palco ti ha dato una magia particolare. Figurati, io prima di salire sui palchi degli spettacoli importanti ho sempre la febbre. Avevi pure la febbre? Avevo la febbre, dal momento in cui sono salito su quel palco è passato tutto. Bene. È passato tutto, emozioni, progetti futuri degli Armish? Progetti futuri degli Armish, il CD che stiamo realizzando, alcuni brani sono tratti dal live appunto dell'Auditorium Rai, stiamo finendo di registrare gli ultimi brani, ahimè purtroppo abbiamo avuto la cantante con una piccola tracheite, quindi abbiamo ritardato un po' l'uscita del CD. Io volevo dire una cosa per questa sera. Questa sera verrà inaugurata anche il Museo Mangia Cultura all'interno delle Case Morello. Museo Mangia Cultura, che è qualcosa da vedere, dove verrà proiettato il promo di Daniele Cangialosi su Sicilia in Europa. Perfetto. Appuntamento? Volevi ricordare qualche altra cosa? Sì, vai, veloce. Intanto il prossimo appuntamento, diciamo, previsto nei prossimi mesi, l'uscita di questo CD di cui parlava Salvo, dopodiché stiamo già lavorando a diversi inediti. Insomma, questo CD riassume un poco questi 3 anni di attività trascorsa. Modi per rintracciarvi, Davide, come possiamo fare? Pagina Facebook ufficiale? Pagina Armish su Facebook e il canale YouTube Armish Project, dove è possibile anche visualizzare l'intero concerto della Rai. E infatti siamo proprio nella pagina ufficiale degli Armish. Penso che abbiamo fatto un buon servizio per l'orgoglio siciliano con gli Armish, ma secondo me, ripeto, sti ragazzi andranno avanti. Speriamo. Viva l'orgoglio siciliano. Appuntamento ore 18:30 dove? Case Morello a Trabia Contrada Sant'Onofrio. Vi aspettiamo numerosi. Uscita autostradale? Uscita autostradale Trabia, direzione San Nicola. Poco prima di San Nicola, Sant'Onofrio. C'è l'imbocco per Sant'Onofrio a sinistra. Avete lavorato al CIS Viaggiare Informati? Siete preparatissimi? Ma io sono il promotore del CIS Viaggiare Informati. Siamo Globetrotter. Va bene, con questo pizzico, devo dire, anzi abbondante allegria, con gli Armish che mi hanno trasmesso energia veramente allo stato puro, noi siamo giunti alla fine di questa puntata di TRM Mattino. Domani puntata importante, avremo Marcamato l'astrologia, ma avremo anche l'assessore e tanti altri ospiti importanti regionali, sindaco. Domani 7:30 in diretta su TRM 13, grazie.